Rieccoci a Primo si depara dopo la pubblicità, consueto appuntamento settimanale del mercoledì del gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, potete fare domande, quindi poi andremo ovviamente a leggerle se il tempo ce lo permetterà. Va bene, noi abbiamo sentito praticamente sui sondaggi il pensiero degli ospiti che abbiamo questa sera. Noi oggi, questa mattina proprio, siamo andati in giro per la città di Padova e siamo andati a chiedere cosa volete dal nuovo sindaco. Sentiamo cosa dicono i cittadini padovani. Prima cosa che chiederei al sindaco, che non esiste soltanto il centro di Padova ma anche la periferia. Tenere un po' più pulita la città, una. Tagliare meno alberi, che sono già stati tagliati tanti. Facesse un po' di ordine per le strade, per tutto. Completare gli discorsi dell'ospedale che non ne possiamo più. Le strade che sono disastrate. La sicurezza in città. Non neanche per quelli che chiedono la carità, per quelli che delinquono. Ecco, quello è il più che ti dà queste. Naturalmente la sicurezza della città. Di fare un po' di pulizia e anche di vedere un po' con tutti questi extracomunitari se si può fare qualcosa di più serio. Un discorso di sicurezza e di decoro, perché Padova deve tornare come era una volta, pulita e bella e tranquilla. Le strade, i marciapiedi che con la carrozzina sia da adulti che da piccoli vai giù dai marciapiedi. Ripulire certi posti, di mettere degli agenti per le persone anziane che non rubano, che non le rubano la borsa, tutte quelle cose, di fare più attenzione. Più regole. Sistemare il Prato della Valle, che sembra ormai una casba. Oppure restaurare per esempio la Piani. Dopo essere eletto venga qui per le piazze a fare il giretto, non prima. Quando è eletto deve fare il giretto a vedere com'è la situazione. La sicurezza è per prima cosa, no? Per noi. E dopo sistemare un po' sta città che ha bisogno. Devo pagarmi un mese di ferie a Jesolo. Credo sia difficile che possa pagare il sindaco un mese di ferie, ovviamente l'abbiamo messo per concludere questa intervista. La maggior parte delle interviste però mi sembra, di là della sicurezza ovviamente che poi la tratteremo, però che la città di Padova è sporca, non è pulita, il marciapiede. Ma è proprio sporca la città di Padova secondo voi oppure così? Massimo Bettini. Beh, intanto mi lasci dire che da questi cittadini che noi ascoltiamo ogni giorno, devo dire, nelle strade, nei mercati, dappertutto, emerge un quadro di insoddisfazione profonda per come è stata consegnata la città da l'ex sindaco sfiduciato della sua maggioranza Massimo Bitonci. Non è un caso, no? Cioè su ogni lamentela che ho sentito nel servizio precedente faccio anche i complimenti a voi perché esattamente corrisponde con quello che ci dicono i cittadini. Lontani dagli slogan, dalle chiacchiere che sono state agitate da Bitonci, vogliono cose semplici, marciapiedi, che siano a posto, perché gli anziani inciampano, si fanno male, non va bene. I parchi che siano decorosi, l'erba sia sfalciata, la città che non sia un immondezzaio, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto le periferie come il centro, le periferie come il centro. E per Sergio Giordani tutte queste sollecitazioni sono la parte integrante del suo programma, perché è una persona del fare, che non deve far fare bella figura a me che sono segretario PD, guardi. Non gli interessa proprio, sono io per primo che lo dico. Le piccole cose che i padovani vogliono ogni giorno, che non sono state fatte dalla giunta leghista, e poi una Padova attrattiva, importante, che torni capitale del nostro Veneto e del nord-est, che ritorni quindi ad attrarre investimenti. Anche qua il tema del litigio continuo col governo nazionale solo perché ha un colore politico diverso da quello che aveva Bitonci. È una follia, perché un sindaco che il Presidente del Consiglio a Roma sia leghista, 5 Stelle, PD, deve andare lì con determinazione per portare a casa opportunità per la nostra città. Non buttare via 70 milioni per la mobilità pubblica che a Padova è a pezzi come ha fatto Bitonci solo perché non voleva dar soddisfazione a Renzi. È sbagliato. Abbiamo finalmente bisogno di un sindaco che veramente abbia a cuore solo Padova. No partiti, neanche il PD, non mi interessa. Il suo partito, come dice Giordani, deve essere Padova.
E io penso che su queste lamentele che abbiamo sentito così forti dai nostri concittadini in questo servizio, tutte le forze dell'alternativa, lo ripeto, possano trovare il senso di una direzione di marcia diversa, anche indipendentemente da chi arriverà al secondo turno. Io credo sarà Sergio Giordani, ne sono convintissimo. Certo. Che si è rialzato, che sta bene, perché vengono messe in giro voci assurde, ma lo vedrete presto, perché domani sarà insieme col ministro Del Rio, anche per trattare temi fondamentali della nostra città, insieme davanti a centinaia di persone. Ma quello che io sento è che l'insoddisfazione, anche solo dopo 2 anni e mezzo di Bitonci, è così forte che il vento del cambiamento fra i nostri concittadini soffia, e soffia sulle forze dell'alternativa, certo, qualsiasi sia. Fabrizio Bonon, d'obbligo la risposta. Ma tanto bisogna anche chiarire spot fasuli. Le fake news oggi si chiamano come i 70 milioni perché un ministro del loro governo aveva dichiarato in maniera palese e aperta, Lupi, no? Che poi l'hanno silurato perché ha detto la verità, aveva dichiarato i 70 milioni non ci sono. Quindi il problema è quando ci si inventano i numeri, no? Sono bravissimi a fare i bilanci a Roma nell'inventarsi i numeri. E poi il fatto che Bitonci è stato sfiduciato dalla maggioranza. Se fosse vero, quelli della maggioranza che hanno sfiduciato si sarebbero presentati con una coalizione, no? Magari da soli da un'altra parte, invece si sono presentati con il PD. Guarda caso, che maggioranza, no? Cioè chi viene ovviamente deciso ad andare da una parte e sfiduciare il sindaco perché deve andare da una parte, poi alla fine si presentano con quella stessa parte. Scusi, succede che se t'arrabbi con qualcuno, io e lei siamo assieme, ma arrabbio, magari per ripicca vado da un'altra parte, capito? Sì, può succedere nella vita, può succedere. Però, tutto avrei pensato della vita, ma di vedere la sinistra assieme a Saia, cioè non l'avrei mai pensato, cioè detto sinceramente. Però questo è affar loro e vedrà che poi in termini elettorali... Che la Lega, scusi se la interrompo, non mi sembra che la Lega in alcune zone abbia disdegnato di allearsi col PD, tipo in Liguria. No, noi non siamo allegati col PD, guardi che si sta confondendo. No, guardi, a me evidentemente leggo giornali strani. No, guardi, posso io mi fido di lei. Posso assicurarglielo. Mi fido di posso quello che dice lei. Glielo posso anche mettere per iscritto dal notaio. Io mi fido di quello che dice lei. Evidentemente ho letto delle notizie. Posso anche mettere per iscritto. Delle fake news avrò letto. Sì, sono fake. Sono come tutte quelle che girano ultimamente anche sui giornali cittadini. Il contesto... Parlate a voce alta perché potete pure intervenire, che basta non accavallarvi, non è un problema. Il contesto è, ecco, questo è l'ambiente in cui ci si presenta. Poi su quello che riguarda insomma il candidato sindaco Bitonci, che per me rimane sempre il sindaco, perché ribadisco, un sindaco viene scelto dai cittadini e non dai complotti di palazzo. Il sindaco, cioè nei 2 anni e mezzo di amministrazione, ha incontrato più di 7.000 persone negli incontri sui quartieri, no, perché non ha incontrato nessuno. Siccome sono stato anche assessore e le ho viste le cose, e ho sentito anche molti interventi dei cittadini, ho incontrato tantissime persone, ho frequentato il territorio, andavo a vedermi i cantieri da solo, andavo a vedermi quando c'era un albero da abbattere. Cosa? Come pensionati? No, scherzo. Come i pensionati, dico, andava la mattina a vedere i cantieri. Certo, io facevo il lavoro come i pensionati, che sono quelli più attenti al controllo del territorio. Ma dovreste ascoltarli però, quelli lì dovreste ascoltarli. Li ho sempre ascoltati, sai, li ho sempre ascoltati. A differenza è quello, io ho avuto l'opportunità di ascoltarli. Se siamo qui non è che li avete ascoltati tanto. No, guardi che lei si sta confondendo di una cosa. Lei si sta confondendo che i suoi appartenenti, e quale una è la nipote di Giordani, perché la signora Betto, che è consigliere comunale, è la nipote di Giordani. Ha deciso di firmare assieme al PD, e assieme alla destra, cioè Saia, e alcuni esponenti di Forza Italia, alcuni ex esponenti di Forza Italia. Certo, non c'è dubbio, perché avete in 2 anni e mezzo distrutto una città già disastrata. Guardi, lei parla di Roma che c'ha i toppi, cioè, stia attento a quello che dice nell'amministrare. Lei parla di fake news e cita le città. Ci sono i topi che ha inventato una notizia da zero. Noi cinghiali li abbiamo nei colli, a Roma ce li hanno in piazza che vanno a mangiare i rifiuti, quindi per fortuna Padova è sempre stata amministrata meglio, per fortuna. Ecco. Al punto che indipendentemente da è sempre stata amministrata meglio. Al punto che i padovani preferivano il commissario
Il commissario, guardi, se la sua tecnica è quella di non farmi dire qual è il nostro programma, non c'è problema. La mia tecnica è farla no, parlare ma voi il più avete, possibile, voi avete più lei 108 parla, clip. più noi prenderemo voti. Ma certo, ma allora lascia parlare, no? Appunto, se più io parlo, più lei prende voti, la sua tecnica dovrebbe essere stare zitto e lasciarmi parlare. La ospiteremo Invece, a lungo. ragiona diversamente. Il programma elettorale, che è quello ovviamente di continuità dell'amministrazione, che guardiamoci, cioè bisogna essere molto chiari, quello che è successo non è il mantenimento del territorio che si stava facendo, no? Il controllo del territorio, la ovviamente messa in sicurezza del territorio, non solo in termini ovviamente di sicurezza inteso come forze di polizia, ma anche le asfaltature, lo sfalcio. Sono state messe in campo e soprattutto quello che si vede oggi è 6 mesi di commissariamento. Ma come mai i cittadini dicono vorremmo una città più pulita? 6 mesi di commissariamento, basta andare in giro alla città. 6 mesi di commissariamento. Scusi, quando si fa... No, guardi. Allora, siccome chiunque... Guardi. Mai viste prima, scusa, permetti un secondo, non ho mai intervenuto solo un attimo. No, ma è la tecnica vostra, una volta interrompere, è la tecnica vostra, ma non c'è problema, a posto. Mi aggancio un secondo, proprio perché è dimostrazione che in questo momento io abito a Città Giardino ed è veramente che è la parte più sporca della città, lo sanno tutti. Ecco, io devo ammetterlo. Città Giardino. Ecco, allora in questo momento ci sono marciapiedi disastrati, ci sono alberi che addirittura mettono il cartello che vogliono demolire, si sono rotti abbattere. Si sono rotti oggi. Ecco. E c'è un... Come si sono rotti oggi? No, cioè nel senso, quando una città è sotto l'incuria per 20 anni, e prendi in mano la città, non è che in 2 anni la rivoluzioni, no. Poi siccome stava arrivando a frutto tutta l'opera... Io sono anche un architetto, se permette. La manutenzione ordinaria. Queste cose le so minimo. Sa come funziona la... No, glielo spiego. Se farà l'assessore, se lei farà l'assessore, glielo spiego. Quando fa l'assessore e arriva in una città che ha fatto io il bilancio e è scritto in comune, quando abbiamo rilevato la manutenzione necessaria delle strade e marciapiedi sulla città di Padova, ne sarebbero stati necessari 23 milioni di euro. Fatto appena sono entrato in amministrazione, ho fatto la rilevazione e dentro l'ufficio manutenzione se lo vado a prendere il dato. 23 milioni di euro, perché se non l'ha mai fatta per anni, bene, parti, rilevi le risorse e inizi a fare manutenzione programmata, perché ora di arrivare in tutta la città ci vuole tempo. Ovviamente, devo dare il tempo che gli altri. Sì, ma sono stato interrotto nel frattempo e non sono mai riuscito a finire. Ma gli altri devono ancora parlare. Perché quando siamo arrivati ovviamente a un obiettivo di cui si stavano vedendo i risultati, è intervenuto qualcosa nel frattempo. Cioè nel frattempo è intervenuto ovviamente il complotto di Palazzo che ha detto: 1, blocchiamo l'ospedale di Padova. 2, facciamo in modo che non si possa vedere il risultato che sta producendo la giunta Bitonci, perché poi il problema è che non riusciremo più a fare il complotto di Palazzo. 3, facciamo commissariare la città in modo che, sanno tutti, quando la città è commissariata non può ovviamente avere i risultati di un'amministrazione politica. Guarda caso però è successo anche una cosa: quando c'era un commissario, no, che in qualche modo magari riusciva a dare anche delle risposte, io quando ho saputo che andava via il commissario Penta, ho detto, ma su una telefonata all'interno dell'amministrazione ho detto, ma perché ha dato le dimissioni? E qualcuno mi ha risposto: nell'ambiente burocratico, cioè, si chiamano dimissioni spintanee, no? Mi ha detto. E purtroppo questo è successo, cioè noi abbiamo però una domanda, quando io non ho capito da cronista, Fabrizio Moroni, siccome parlano tutti che io parlo tanto, però il problema è che io parlo per Bitonci, io riparlo a tutti contro Bitonci, no, beh, ognuno per sé, però quindi si sommano, fermi tutti. Allora Fabrizio Moroni, qui c'è una cosa, fermi, è naturale che parlino magari contro Bitonci, perché tutti parlino del candidato sindaco. Fabrizio Moroni, ferma un attimo, altrimenti mi arrabbio. Il concetto è questo, è normale che parlino contro il Bitonci perché era il sindaco che è decaduto ed è naturale, e questi sono 7. Sì, ma adesso parleranno del loro candidato. Io ho chiesto il motivo per cui i cittadini hanno detto che la città di Padova è una città, nelle interviste che abbiamo fatto, la maggior parte, oltre alla sicurezza
sicurezza, oltre all'ospedale, che poi cercheremo di parlarne, altrimenti rimarremo qui fino a luna di notte, hanno detto che è una città sporca e che è una città che non è bello abitarci, che il Prato della Valle, avete sentito uno, insomma è una caspa, insomma tante belle cose. Ho chiesto, è vero o no? È la domanda che ho fatto a tutti, indipendentemente da chi o no. Che sono arrivati i tappeti in va bene, Palluello, andiamo di qua, un attimo vengo da voi. Tocca anche questa parte. Sicuramente, però sono state dette delle cose un po' gravi, vorremmo avere la possibilità di replicare, poi veniamo, anche opere di fantasia. Martingano, poi veniamo, rimaniamo qui fino alle 2 di notte, io non ho problemi, non è un problema mio, perché poi qualcuno deve andare, no, Boro, lei rimane qui, è arrivato in ritardo, lei rimane qui per forza, la teniamo per la cigna davvero, prego Palluello. Allora, io premetto che sono padovana dalla nascita, ho visto Padova in momenti veramente anche di lustro, ma sono più di 30 anni che comunque è stata lasciata andare, qui non è che do la colpa all'ultimo arrivato, io voglio essere coerente perché per me la coerenza... Io non ho nessun partito da spingere. Vede, Boro, se la lasciava parlare spiegava bene poi. Sì, io, se mi date il tempo, io sono sono tranquilla. Però è sporca quindi la città, cosa bisogna? Sì, la città è sporca, basta girare anche in altre strutture. Allora, noi abbiamo cassonetti buttati lì, rotti, puzzolenti, in una città dove effettivamente il turismo, possiamo dire, non è proprio così, è solamente un turismo mordi e fuggi. Tutti si lamentano un po' di questo aspetto non pulito o di un degrado anche nelle zone appena fuori dalla cinta muraria. Certo. Ecco, quindi non puliamo solamente i bei palazzi e poi andiamo solamente dietro l'angolo e troviamo topi. Io posso dire che ho avuto un'attività in Riviera Ponti Romani per anni e io avevo i topi di queste dimensioni. Abbiamo tanti canali qui a Padova. Quindi... Fermo Borò che quanti anni fa? Magari un anno fa, dopo Borò se le cerca anche, no? Allora, sì, ma se le cerca, voglio dire, se le cerca, prego. No, posso dire che è precedente alla messa, diciamo, sotterranei i cassonetti della PAM e del BREC, che in quel momento erano tutti fuori. E il liquame di tutti, io le dico indecente, perché una mia attività di un certo tipo era sopra queste indecenze, in pieno centro storico, stiamo parlando dietro l'Istone, non stiamo parlando di un angolo dismesso. Quindi bisogna rifare tutto anche lì, secondo lei? No, lì è stato fatto in parte, però cosa si è creato? Si è creato una situazione, questo perché sono sempre interventi mai dove c'è un progetto, c'è sempre un intervento fatto a spot o così a caso, senza mai un minimo di logica. Si mette lì e si spendono soldi perché quella piazzetta pescheria che ha una storia molto antica era stata fatta nella giunta destro solamente per fare un momento di acclamore perché doveva nascere questo benedetto tram e è stata fatta questa parziale ristrutturazione. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare innanzitutto essere legati a mettersi a un tavolo e discutere delle cose non singolarmente e non fare guerre di partito, perché a questo punto non se ne viene mai fuori, non se ne viene mai fuori. C'è oggi da sistemare delle situazioni che sono situazioni regresse, ripeto, non stiamo parlando dell'ultima ma delle altre precedenti. I padovani vedono comunque un degrado nei quartieri, non parliamo solo dell'Arcella o della Guizza che sono sempre questi quartieri popolosi, basta andare anche Tre Garofani, Santa Rita, un disastro a Padova. I marciapiedi. Io ho una madre di 83 anni invalida, io vado con la carrozzina, non ne faccio uno di intero marciapiede. Io devo sempre scendere. Borò, non sono mai stati sistemati rapidamente. No, ne abbiamo sistemati tanti, però le ho detto 23 milioni di euro di arretrati. Per fortuna è sotto gli occhi di tutti quello che succede. Posso rispondere? No, andiamo di qua, andiamo per Albertini, poi andiamo da Albertini. Io non interrompo perché poi mi dà molto fastidio quando sono interrotto a mia volta, quindi cerco di aspettare. Diciamo che la discussione precedente sui sondaggi lasciamo stare, quella l'abbiamo tagliata, abbiamo finita, certo. Padova è una città sporca, come molte città italiane in effetti è sporca perché i comuni hanno meno risorse, possono fare meno interventi, sicuramente bisognerebbe ripartire dai cittadini, perché in molti casi si sporca perché il cittadino sporca, non perché non si pulisce. Bisognerebbe anche un po' educare la gente a utilizzare i cassonetti che ci sono o i cestini che ci sono. Basta andare a fare un giro fuori dove non c'è la differenziata. C'è un po' più di educazione praticamente. Chi fa la differenziata non la fa a casa sua, va a buttare il sacchetto
nei comuni limitrofi. Ma è d'accordo che lei che la città è sporca? Con quello che dicevano parecchi dei nostri intervistati? Diciamo che sicuramente gli intervistati dicono che è sporca perché la gente spera sempre in un miglioramento. Io non la vedo particolarmente sporca, ho visto città europee molto più sporche, basta andare a Lisbona. Lisbona veramente fa schifo rispetto a Padova. Quindi sono città che hanno bisogno di essere manutentate. È bello perché ognuno la vede alla propria maniera, la signora la vede sporca, lei no, cioè davvero io non riesco, delle volte mi chiedo ma io abito a Padova oppure in un'altra città, delle volte me lo chiedo. È anche no, non riesco a capire chi ha ragione, perché la signora dice che è molto sporca, lei dice che non è sporca. Io faccio un esempio dove abito, Sì, io sì, non è che abito ha fatto l'esempio che del centro, io abito a Città Giardino, ha fatto l'esempio dovrebbe essere la perla della città dal punto di vista dell'ordine. Allora scusi, allora mi rilaccio, allora bisogna forse cominciare a ripensare anche la partecipazione dei cittadini alla città. Forse bisognerebbe ricominciare a creare degli istituti, non ci sono più consigli di quartiere, però creare degli istituti che possono dare ai cittadini voce. Certo. Dove si può votare, dove si possono fare delle proposte che vengono. I consigli di quartiere servivano a qualcosa, sono stati tolti. Ma sono stati tolti, vabbè, ma legge nazionale. Ma erano importantissimi. Non si può fare. Si poteva fare molto. Non si può fare, vabbè, faremo qualcosa di diverso, però bisogna dare voce ai cittadini che si arrivi. Longobardi? In qualche modo. Sporca la città, pulita la città? Ma sinceramente io, giusto per rispondere al consigliere regionale Buron, cioè almeno io personalmente, come quelli della mia lista, non è che ce l'abbiamo con Bitonci, noi ce l'abbiamo con le amministrazioni passate che hanno portato una certa incuria. Quindi quella prima di Bitonci? Ma quella prima di Bitonci è anche Bitonci a seguire, perché in effetti la città, io come diceva il collega, non è che la trovo particolarmente sporca, ma non trovo particolarmente sporco il centro città, cioè quello dentro alle mura. Evidentemente il sindaco dell'ultima legislazione o della mezza ultima legislazione si è dimenticato che la città va oltre le mura, ci sono le periferie e quelle sinceramente le trovo particolarmente degradate. Sarebbe interessante magari chiedere piuttosto quello che non si è fatto, perché quello che sta sotto gli occhi a tutti. Sarebbe interessante chiedere al consigliere Boron, se verrà eletto, cosa vuole fare per la città di Padova. Resta a Padova, lavora per la città di Padova o ritorna in regione? Devo rispondere, dopo dico ne parlo troppo? No, può rispondere, dai, non no, ma è una risposta, era una mia curiosità, era una mia curiosità. È una domanda che ci sta, insomma, dai. L'ho già detto, l'ho dichiarato pubblicamente, ho detto se il sindaco mi chiamerà, cioè se Massimo mi chiamerà, se Bitonci mi chiamerà e dirà tu servi alla città, io sono pronto a tornare. E che impressione ha lei? Perché è anche un po' di comodo un ragionamento così, c'è bisogno. No, l'ho detto, no, non spetta, sa com'è, cioè non spetta. Perché uno dice prima dice io sono in regione, però se mi fermo, sto chiamando io. Bisogna vedere se vengo eletto. Se viene eletto cosa fa? Tanto bisogna vedere. Se viene eletto, Boron. Ovviamente, adesso è inutile che ci giriamo attorno, no? Il sindaco chiama poi ovviamente ma se Boron prende 10.000 voti che lui ritiene insomma che possono dare una mano in amministrazione, in giunta, in consiglio, quello che è. Se il sindaco, ovviamente Bitonci, dirà che io alla città servo in consiglio comunale, no? Io sto facendo la mia campagna elettorale. Ma non è il sindaco, scusi Boron, è comodo. Io faccio una domanda diversa. Se lei riceve i voti, se lei riceve 10... non lo sta mettendo nel numero delle cose ho capito, possibili. Però se lei riceve i voti... cosa sto dicendo? Scusi, nel 2015, quando mi sono candidato in regione, mi sono candidato perché nel ovviamente contesto politico dell'amministrazione padovana, il sindaco ha ritenuto che io fossi più utile a Padova in consiglio regionale. Bene. Se il sindaco, perché si funziona, cioè su un partito, su un rapporto di collaborazione in qualsiasi lato della politica ci sia, il rapporto è: se il sindaco riterrà, mi ha chiesto di candidarmi, ho detto di sì. No? Bene. Io rispondo, se dirà che io servo di più alla città di Padova, da consigliere comunale, da assessore, ma
io l'ho detto, mi sono candidato Si a fare il dimetterà dalla consigliere regione. comunale. Perfetto, c'è risposta chiara. Allora ritorniamo invece alla polizia di città, poi dobbiamo parlare di Se il sindaco dirà invece che io servo di più nel contesto di quello che esce dalle urne a rimanere in regione. Ma non potevate deciderlo prima, mi scusi, ma lei aspetta che dopo le elezioni per decidere se lei è più utile a Padova o a Venezia. Mi sembra molto strano, però lo accetto, va bene. Volevo rispondere al... Beh, mi sembra un po' strano, no? Cioè uno si candida, poi dice dopo le elezioni decideremo se sono più utile qui o lì. Ma scusi, ho capito questo? Ha detto questo? Ha detto questo? Non ho capito. Lei ho capito che voi siete, voglio dire, tutto il contrario. Un italiano molto chiaro. Però il problema è principalmente fai una candidatura alle elezioni, no? Sì, Noi abbiamo la convinzione di vincere, però io sono anche ovviamente terreno e dico che i conti li fai alla fine, no? Bene, ecco. Quando vedremo, io ritengo che quando ci sarà l'11, perché l'11 si saprà già come finisce. L'11 si saprà già, non si preoccupi, non dovrà aspettare, potrà andarsi a fare le vacanze a Roma. L'11 potrà andarsi a fare le vacanze a Roma, non si preoccupi. Una botta di sincerità quando il 12 il sindaco dirà cosa intende per la sua organizzazione politica e amministrativa all'interno della città di Padova, chi ritiene essere più utile per la città, in che ruolo, roba del genere, è il sindaco che fa, no? Cioè, voglio dire, lei non dà per scontato che lei possa essere utile alla città di Padova, il sindaco lo deciderà dopo, va bene, ne prendiamo atto. Voglio rispondere però a Boron per una cosa. No, ma è stato molto chiaro, mi sembra molto chiaro. Ma è certo che è chiaro, è come la Raggi, il suo sindaco che avete, che ha scelto utilmente, è come la Raggi che ha scelto ultimamente chi voleva lei più utile all'interno dell'amministrazione senza ascoltare quello che gli diceva Grillo, no? Certo. Andiamo. Boron prima ha detto una cosa fantastica su cui mi permetterà di rispondere un attimo. Ha citato l'episodio, no, della caduta del sindaco Bitonci e Boron fa politica credo da 10 anni, 15 anni probabilmente, forse qualcosina in più. Dopo 15 anni Boron ha capito che l'opposizione, cioè ha scoperto che l'opposizione vota contro il sindaco, quindi si è meravigliato e ha tirato fuori questo scoop oggi, il 24 maggio ha tirato fuori questo scoop che una consigliera dell'opposizione del Movimento 5 Stelle ha votato contro il sindaco della Lega. No, non ha votato. È un ottimo scoop, non ha votato. Scoop interessantissimo. Non ha votato. Si è dimessa facendo cadere la giunta leghista. E aspettando di fare l'ultima firma perché non si fidava di quelli prima. Che è il suo mandato. E fare l'ultima firma perché non si fidava di quelli prima. Vi abbiamo mandato a casa perché questo avevamo promesso. C'è un esposto in procura, verrà fuori la verità. No, io qua devo dire una cosa. Sicuramente farete l'esposto in procura. Non c'è problema. Non c'è problema. La verità c'è un esposto in procura, non si preoccupi, verrà fuori la verità. Lo deve fare, secondo me, perché è importante che esca fuori quello che è successo. Sicuramente è molto strano che uno che fa politica da 15 anni si meravigli che un consigliere d'opposizione fa cadere il sindaco della maggioranza. Però vabbè, questo era soltanto per rispondere a questo scoop incredibile. La domanda faccio io, Fabrizio, non è normale che le opposizioni cerchi di far cadere chi ha governo? Forse nella Lega no, parlo in generale, non è così, è una domanda ignorante. Guardi che tanto si vota in consiglio comunale, al notaio si va a fare dimissioni perché nessuno si fidava dell'altro, no? Detto questo, mi pare che c'era anche qualcuno che non era dell'opposizione, no? Che oggi infatti espulso dal partito è candidato. Dovreste chiedervi, dovreste meravigliarvi di quello, non dell'opposizione. No, io dico solo, perché qui arriviamo al io ho punto, solo detto, voi che siete così tanto fate delle accozzaglie, io ho detto solo e non siete in grado di governare, e questa è la verità, e lo avete dimostrato coi fatti. Certo. Lo avete dimostrato nel momento in cui siete andati a governare, non siete durati nemmeno 3 anni, questa è la verità. La causa del degrado, che ha lasciato la Lega al punto da rilevare, perché in strada si rileva che la gente a casa rimpiange il commissario rispetto al sindaco, e questa è una cosa gravissima, ma il sistema Lega che è arrivato a Palazzo Moroni era la risposta a un sistema PD che è durato 10 anni. Questo è il giochino che a cui stiamo assistendo da 15 anni. Martignano, cerco di spiegarmi, non le spiego. Il concetto è che se noi critichiamo sempre l'apparato di Bitonci, non facciamo i programmi dei vostri sindaci. È ovvio che poi Boron vi deve è alla facoltà di rispondere. È naturale. Con il fallimento clamoroso che ha rappresentato per Padova,
è il frutto Potevamo amaro fare che abbiamo ingoiato facendo grazie agli ultimi 10 anni. Ma lo ricordate Ivo Rossi? Lo ricordate Ivo Rossi? Il fallimento di Ivo Rossi, lo ricordate? Non parliamo sul tosso. Questo è stato il frutto amaro che abbiamo dovuto ingoiare dopo 10 anni di PD. Questa è la verità. L'elezione di Bitonci avveniva dopo la disperazione per il PD. Il giochino è sempre quello, 2 schieramenti grandissimi in cui c'è grande confusione perché c'è centrodestra e centrosinistra mischiati, 10 liste, 9 liste, 7 liste a supporto, 400 candidati per ciascun sindaco, confusione. Po' meno. Sì, una roba del genere, un po' meno 200 candidati per sindaco. È metà, alla fine si creano questi mega schieramenti che non si capisce dove iniziano e dove finiscono, perché non si capisce. Io non so, Forza Italia, il centrodestra, il centrosinistra, il giochino è quello, si arriva, si va su, si porta tutta la squadra di potere, si portano tutti gli amici e gli amici degli amici e alla fine si litiga per la solita cosa, la fetta della torta. Va bene, questo è il motivo per cui il Movimento 5 Stelle Pacchiega rimane oggi è l'unica alternativa a questo sistema marcio. Va bene. Vede perché abbiamo fatto la lista Lorenzoni. Lei è partito dalla voce dei cittadini e dopo 10 secondi abbiamo cominciato a parlare della carriera politica di Boron, delle difficoltà nazionali di Roma, non ho capito. C'è una cosa... Vorrei arrabbiarmi di più, dice. No, per carità, se no finiamo più. Invece i cittadini secondo me hanno detto una cosa veramente interessante che mi fa pensare che a volte diamo anche una rappresentazione un po', come posso dire, di comodo delle persone. Non so se avete notato, nelle risposte il tema della buona gestione, della buona amministrazione, non solo i marciapiedi, anche lo sfalcio, gli alberi, il verde, la pulizia, certo, è stato connesso con il tema della sicurezza. È un tema che in teoria noi di centro-sinistra dovremmo maneggiare con grande cautela. A proposito, c'è un centro-sinistra che ha dei pezzi di destra, gliene do atto, c'è un centro-sinistra che ha un suo cammino autonomo, con una sua identità precisa, senza andare a prendere pezzi in giro. Che altri amici. È molto più autorevole che lo dica lei che io. Benissimo, questo credo sia importante chiarire. E dopo cosa succederà? No, mi lasci finire, mi scusi. È importante mi lasci finire. I cittadini ci hanno detto una cosa importante sulla sicurezza. Qual è il modo migliore per fare la sicurezza? 2 cose hanno detto gli interventi, che sono esattamente le cose che sono nel nostro programma, forse perché il nostro programma è stato elaborato da 1000 persone. Mi scusi. 1, ripartire dalle periferie. L'attenzione per i policentri della città, non c'è un solo centro, ce ne sono tanti. E la seconda cosa che dobbiamo dire è che la sicurezza si fa con la buona gestione. Con le cooperative con la rosse. buona gestione. Con le cooperative rosse. L'amministrazione Bitonci, mi lasci dire solo questo, ha ridotto, fare a proposito di cooperative, e non sono rosse, c'era una cooperativa... L'accoglienza. Posso finire? Ti do un'informazione che non sai. Ti do un'informazione che non sai, così te la giochi per il prossimo dibattito. C'era una cooperativa a Padova che non era rossa, ma che usava delle persone... Rosa, cooperativa rosa. Lasciamolo finire. Vabbè, ma insomma ognuno ha il suo modo. Che partecipava con delle persone con delle difficoltà, diciamo, di inserimento sociale, che si occupava del verde pubblico. La Giunta Bitonci, come ha fatto su tantissimi temi, ha chiuso questa cosa, ha dato in gara normale, diciamo così, anche ai privati la gestione dello sfalcio. Risultato, ha vinto un'azienda di Rovigo che ha fatto il massimo ribasso, che ha fatto 2 sfalci all'anno. Cosa succede? Andate all'Arcella, invece che venire negli studi televisivi, andiamo all'Arcella. All'Arcella ci dicono i cittadini non c'è più cura del verde, non da 6 mesi, non da 3 mesi. Scusami. 2 sfalci quando? 2 sfalci annuali, questo è il contratto. Quando? Lo devono decidere loro. No, scusami, perché adesso, non ci siamo noi, quindi stavo cercando di capire se è adesso o l'anno scorso. Non l'ha tolto il commissario la cooperativa, è stata tolta da Bitonci. L'appalto prevede 2 sfalci. Guardate, ho la pubblicità. Sto cercando di capire solo se parli dello sfalcio 2017 o 2016, perché nel 2016 è una cosa, nel 2017 mi risulta che non amministriamo più il comune di Padova. Sì, non mi risulta che la cooperativa sia stata tolta dal commissario. Ti do un'informazione sulla base del codice degli appalti.
non c'entra più, quando vai sopra una certa soglia ci vuole gara pubblica anche se sei una cooperativa. Perfetto, ho la pubblicità. Senta, perché prima della pubblicità una domanda, una curiosità. Nella sfortuna, nella sfiga, uso questo termine improprio e non bello, che Lorenzoni non diventi sindaco di Padova e le parti vanno al ballottaggio. Prima lei diceva, noi stiamo lottando da soli, non abbiamo il centrodestra come ce l'ha Giordani, stiamo da soli. Nell'eventualità, nelle sfigatissime eventualità che Lorenzoni non diventi sindaco di Padova, poi ci sarà il ballottaggio, se c'è il ballottaggio. Voi andrete a qualche parte oppure i vostri elettori saranno obbligati a non andare al voto? Guardi, perché se andranno al voto per una parte o per l'altra diventano complici. Il nostro interesse della lista Lorenzoni, di Lorenzoni sindaco, candidato, il nostro interesse è che Padova giri e volti pagina. Siamo arci convinti che il nostro programma, il nostro percorso sia quello più competitivo per il ballottaggio. Mi risponda alla domanda che le ho fatto nella... Mi ha risposto? Certo, noi dobbiamo arrivare... chiara, perché poi la Po è sottinteso, non mi ha risposto in maniera chiara. Glielo ridico, noi siamo la garanzia migliore per mettere in difficoltà Bitonci. Quando Borone all'inizio trasmissione ha detto che sogna, anzi lo sa già, di vincere al primo turno, è un sogno naturalmente. È no? Boron che ha fatto il sogno. Sì, è un sogno. Perché ha questo sogno Boron? Perché sa che se va al ballottaggio e se ci va voi con Lorenzoni al centro e che ci va con Lorenzoni rischia ovvero grosso, al centro rischia grosso. Destra. Quindi ha bisogno di dire che vince il primo turno. Voi con loro siccome ha detto che esiste un centro-sinistra e esiste una sinistra-destra, l'ha detto lui, non l'ho detto io, sta dicendo che se va al ballottaggio e non sarà Lorenzoni al ballottaggio, quella differenza non vale più, quindi il centro-sinistra si metterà assieme alla sinistra-destra. Stiamo dicendo che vogliamo evitare qualsiasi cosa succeda, Boron. Hai capito? Adesso ti spiego meglio cosa stiamo dicendo. Aspettavo il tuo Sicuramente è quello che vale per me e per noi e per Sergio Giordani. Noi, qualsiasi scenario ci sia al, come dire, ballottaggio, perché sarà sicuramente ballottaggio, è del tutto evidente. E secondo me ce n'era Sergio Giordani, perché lo dicono i numeri, perché lo sento fra la gente, perché ha una credibilità. Ecco, ma la cosa principale è sottrarre la nostra città al fallimento del cittadellese. È chiaro. Quindi io sosterrò qualsiasi alternativa a Massimo Bitonci, che è stato un disastro per la nostra città. Un disastro. Finalmente abbiamo l'opportunità di avere un appoggio del PD al 5 Stelle. Se servisse anche, non avremo l'appoggio di nessuno. Se servisse anche, carissimo, l'apparentamento con nessuno. Noi siamo gli unici alle ultime elezioni che non hanno fatto apparentamento. Bitonci ha fatto un miracolo. Bitonci ha fatto, fammi dire, il giro da questo a cui siete abituati nelle ultime 2 settimane. Martignano, guarda cosa c'è quel cartello lì, finisce Bettini e poi andiamo in pubblicità. Prego Bettini. Bitonci ha fatto un, come dire, miracolo nel suo fallimento. Cioè nel suo fallimento ha fatto un piccolo miracolo. Qui ci sono persone che la pensano anche diversamente, ma io riconosco a Martingano, a Lorenzoni, agli altri interlocutori di avere un amore per la città che va prima dell'amore per il loro vessillo politico, per la bandiera del loro partito. Ecco perché insieme abbiamo liberato la città. Liberato la città. Non è stato tradito, ha fallito come fallisce un'azienda. Da una gestione che la stava mettendo in crisi e che stava alimentando interessi diversi da quelli dei nostri concittadini. Quindi ha fatto questo piccolo miracolo e adesso ne pagherà le conseguenze, perché queste forze anche diverse che si sono messe insieme in quel frangente solo, perché hanno colto la gravità della situazione per la nostra città e per il suo futuro, io sono certo, si impegneranno perché questo cittadellese non ritorni a governare la nostra città. Se leggiamo fra l'altro la stampa di ieri con i disastri fatti a Cittadella della sua stessa amministrazione, capiamo anche che non solo non era in grado di governare, e l'ha dimostrato, una città da 210.000 abitanti come Padova, ma non era in grado di amministrare neanche Cittadella. Pensi che hanno un candidato sindaco talmente debole che devono considerare un giornale per fare l'opposizione, no? Cioè, hanno pubblicato quello che volevano di una nota del Ministero, poi nessuno ha pubblicato però quello che è l'intero documento del Ministero che il Comune di Cittadella ha pubblicato, dove dice che è tutto a posto. Siamo a questo livello, ma siamo abituati perché purtroppo l'era Renzi ha prodotto tutto il contrario di tutto, no? Ha prodotto le alleanze destra-sinistra, ha prodotto le
le cene che non si fanno più a Argore ma si facevano in Toscana, insomma, ha prodotto alla il mappa, travaso, si fanno alla mappa le cene. ha prodotto il travaso da destra a sinistra, da sinistra a destra, ha prodotto addirittura questo, guardi, cioè lo stiamo vedendo, cioè stiamo vedendo la dichiarazione del segretario del Partito Democratico, perché non dobbiamo dimenticare che il Giordani è il candidato del PD, c'è scritto nel simbolo, ha prodotto anche questo, cioè l'odio del PD nei confronti di Bitonci è tale che hanno detto lo odiamo talmente tanto pur che voteremo qualsiasi cosa più di cacciarlo. Perché amiamo Padova. Quindi non è un'elezione perché Padova non può essere governata da questo signore di Cittadella che fa i fatti propri. Quello che procura il PD è un'elezione di odio perché politico, siamo una forza responsabile. A tal punto da dire votiamo per anche noi viene Stelle, prima Padova, non purché Salvini, è Bitonci chiaro? Io non vada via dalla Giordani non deve rispondere né al PD né a Salvini, risponde ai padovani e questo vi dà fastidio perché Bitonci è servo di Matteo Salvini. Mi fa piacere. Posso dire una cosa, Martina? Scusate, facciamo così, la faccio sedere qui. Martina, la faccio sedere qui, mi siedo io lì, cioè aiutatemi. Il concetto che mi fate arrabbiare, perché non ci riesco ed è colpa mia che conduco questa trasmissione. Io avevo impostato una scaletta dove parlavamo dei progetti di programma. Ho fatto sentire, ma cosa devo fare? Devo prendere tutti per la giacchetta, vuole che mi arrabbi, prendo tutti per la giacchetta, non so cosa devo fare. Perché poi succede che andate via da qui e dite, sono andato da Bonino in trasmissione, abbiamo parlato di tutto tranne dei programmi e dei progetti. È ugualmente utile. Io sto cercando di portarvi su quella strada, scusi un attimo, sto cercando di portarvi su quella strada, sto facendo molta difficoltà e quindi do il tempo, do lo spazio che volete voi, meglio di così, però sappiate che io volevo sapere cosa i vostri candidati sindaco vorrebbero fare per la prossima Padova, invece qui torniamo e parliamo del più e del meno. A tra poco, mamma che fatica, è davvero fatica.